Ragazzi, eccoci qui. Oggi siamo a Venezia, chiaramente una delle più ambite mete turistiche in Italia, ok? Ora, dunque, vediamo un po' da un estratto su una guida di Venezia, vediamo un po' dei richiami che più ci possono interessare, ok? Per esempio le feste si traduce in celebration, ok? Special occasions, però si può anche tradurre in holidays in italiano, ok? Non so, le feste natalizie da Natale, Christmas holidays. In questo caso, qui leggiamo delle feste, delle celebrazioni tipiche di Venezia. Ok, allora le feste, the celebration, articolo le feste celebration. Questa è una foto tipica, it's a typical picture, ok, of ironically saying yesterday, but we are talking of 1000 plus years ago here. Allora, la Senza, ok, la Senza, il Carnevale, la regata storica, il Redentore. Allora, la festa della Senza. The celebration of Senza si svolge, is carried on tutti gli anni il giorno dell'ascensione, ok? All every year, all years on the day of Ascensione, a maggio, month of May, a maggio, and in the month of May, ed ha origini molto antiche. Scopo della stessa, allora, ed ha origini molto antiche, and is dated in very old. It ha origini molto and have ancient origins, ok? Old origins. Scopo della stessa è la commemorazione di due vittorie veneziane. Ok, the purpose of this celebration is the commemoration. Allora, inglese a italiano, or vice versa, o viceversa. Commemorazione, commemoration, ok? Di due vittorie, victories, two, veneziane, Venetian, avvenuti in realtà a distanza di secoli tra loro. La prima vittoria, the first victory, risale all'anno 1000, risale is dated to year 1000, quando il doge Pietro Orseolo II decise di partire. The first victory is dated the year 1000 when the doge Pietro Orseolo II decise di partire, decided to leave, to depart, ok? Per l'appunto il giorno dell'ascensione, exactly on the day of Ascension, ok? Appunto, per l'appunto, di solito diciamo possiamo tradurre in inglese per l'appunto, let's say exactly, ok, on the day of Ascension celebration, a difesa delle città della Dalmazia, to defend the town of Dalmatia region. Dalmatia is southeast of Venezia, okay? The actual, let's say, close nearby to actual Croatia, che qualche anno prima were some year before
avevano chiesto aiuto a Venezia. They asked for help to the town of Venice contro le continue incursioni, against the continuous incursions, okay, attacks of the Croatians and the Narentani. In cambio promisero che si sarebbero poi, in exchange, they promised, poi inserite nel territorio, that they will became parts of the territory of the Republic of Venice. Alright guys, it's enough for today. Ci vediamo domani. See you tomorrow. Bye.